Assolutamente. Allora, tornando a noi, Carta dei diritti universali del lavoro, abbiamo pochi minuti ancora a disposizione, anche se ne parleremo ancora. Ci sono diversi punti, abbiamo visto che vengono affrontati. L'ultimo che avevamo analizzato, sempre per il quale è richiesta la firma, abbiamo visto il primo: restituire ed estendere i diritti a tutte le lavoratrici e lavoratori, un nuovo statuto quindi per il lavoro che viene ad essere cambiato. Questo è un nuovo statuto che voi proponete, poi lo spiegheremo prossimamente anche nel merito per far capire bene di che cosa si tratta, perché altrimenti molti non lo comprendono. Cancellare i voucher, una forma di precariato estremamente estesa, però sostituirli con qualcosa a questo punto, perché altrimenti si torna indietro, ma non si dà possibilità a chi ha bisogno di tappare un buco in azienda e di dare quindi un lavoro a qualcuno. C'era questo aspetto. Ma guardi, se si ripristinasse la condizione di utilizzo del lavoro accessorio, del voucher, come era originariamente, cioè limitato ad alcune proprie esigenze specifiche e delimitate di natura occasionale, sia dal punto di vista e limitandolo anche ai settori in cui si può utilizzare questa cosa, potrebbe essere una soluzione. Ovviamente noi proponiamo il referendum abrogativo, che diventa anche una forma di pressione. I referendum abrogativi si fanno perché il Parlamento recepisca le norme e le modifiche, insomma, no? Poi ci sono tantissime altre forme di gestione della flessibilità, lo richiamavo prima. In tutti i contratti di lavoro, in tutti i settori produttivi, le esigenze di flessibilità legate all'orario di lavoro o di stagionalità o di utilizzo temporaneo per picchi di lavoro sono regolate dalla contrattazione, sia dalla contrattazione nazionale e soprattutto dalla contrattazione aziendale di secondo livello. Si devono usare quelle forme e quegli strumenti. Certo, non ho questo senza dubbio. Ecco, per cui i contratti a termine, certo ci possono essere situazioni un po' specifiche, un po' difficili, che ti portano con difficoltà ad attivare un contratto a termine magari per un giorno, per 3 ore di lavoro. Però la cosa che prevale, la cosa prioritaria è impedire che ci sia un utilizzo che invece di ridurre alimenta il lavoro nero, che è quello che stiamo... Noi, se formuliamo la proposta di superamento, di cancellazione, è perché, lo dico sinceramente, crediamo poco alla volontà politica e anche alla capacità complessiva di controllo su uno strumento che ha quelle caratteristiche, per poter impedire gli abusi e l'utilizzo improprio che stiamo verificando. Certo, è arrivato un messaggio: sanno benissimo quello che fanno al governo, perdono tempo su stupidaggini dopo averci fatto perdere lavoro e diritti, sanno quanto valgono le proprietà e a questo punto ancora qualche anno e perdiamo la casa, se non paghi le tasse arriva Equitalia, poi ci sostituiscono con la mandria di extracomunitari. Vabbè, anche questo è un elemento che segnala uno stato di malessere, di frustrazione, che sfocia anche in una rappresentazione che non condivido, insomma, no? In questa contrapposizione, diciamo così, senza offendere nessuno, tra fasce deboli della popolazione, no? È quasi come se la contrapposizione e il conflitto fosse tra chi è senza lavoro e gli extracomunitari che arrivano nel nostro paese, che sono lavoratori che lavorano magari da tanti anni e che sono residenti da tanti anni in Italia, sono i più recenti profughi, ma non sono certo loro a creare questa condizione o a togliere lavoro o risorse ai lavoratori italiani. Viene puntato il dito nei confronti di chi comunque gestisce le cose, forse i cittadini a questo punto non sono molto soddisfatti. È un malcontento rispetto a come si governa e alla capacità di uscire da una situazione di grande difficoltà, di grande crisi, di grande disagio oramai anche sociale, che è evidente, insomma. Io non credo che sia una questione astratta, io credo che si tratti di scelte precise. Non è che i governi, chi ci rappresenta, non fa delle scelte o è incapace di fare delle scelte.
si scelgono strade e percorsi con certe caratteristiche e noi da tempo stiamo dicendo che non sono utili, non sono efficaci e soprattutto creano maggiori iniquità e una forbice sempre più grande nella ridistribuzione della ricchezza. Si sta creando una situazione nel Paese dove purtroppo aumentano per la prima volta la fascia e le soglie di povertà. Ma voi ve l'aspettavate da comunque un governo di espressione di sinistra, il PD comunque non è certo destra, cose del genere, fino ad arrivare alla mancanza di un dialogo? Ve le immaginavate? Cioè, siamo arrivati a situazioni che è difficile annoverare nella storia del nostro Paese. No, noi auspicavamo evidentemente scelte e percorsi diversi, ripeto, molte dei provvedimenti legislativi, degli interventi di politica economica e sociale che hanno prodotto questa situazione ovviamente non sono attribuibili solo all'ultimo governo. No, però qui sono stati presi dei provvedimenti ma agli ultimi 10-20 anni, in particolare da quando sono subentrati i cosiddetti governi tecnici, no, da Monti in poi. Lo stesso governo Renzi è un governo che non esce da una competizione elettorale, è legittimo perché sul piano parlamentare costituzionale è legittimo, ma non esce da un percorso, diciamo, di elezione diretta da parte dei cittadini. Ovviamente noi ci aspettavamo e auspicavamo che anche da un governo che si richiama insomma a una storia, un percorso di sinistra, insomma di storia di sinistra, che ci fosse un cambiamento e un indirizzo diverso. Purtroppo dobbiamo registrare che invece alcune cose vengono, in termini negativi, vengono fatte con maggiore efficacia di prima. Però noi continuiamo la nostra azione, che non è solo un'azione di testimonianza o solo un'azione di non va bene niente, perché molti ci imputano di dire voi siete capaci solo di dire di no. Noi abbiamo tante proposte, dal piano del lavoro, dalle proposte sul diritto del lavoro, questo è l'esempio della Carta dei diritti, è l'esempio più concreto, a tantissime altre proposte per ogni questione specifica. Un'altra cosa, se posso, perché è molto attuale, molto importante e prioritaria per noi, e stiamo facendolo e rimettendola al centro dell'attenzione dell'iniziativa sindacale anche unitariamente con CISL e UIL, ci tengo a dirlo, è la necessità di una riforma profonda, radicale della legge Fornero sulla previdenza. Che riguarda anche il mondo del lavoro. Lì riguarda non solo l'intero mondo del lavoro, riguarda anche i pensionati evidentemente, ma anche lì c'è una proposta di carattere universale che vuole legare fra di loro le generazioni e dare risposta all'intero mondo del lavoro e all'intero mondo che rappresentiamo. Perché chiediamo di ripristinare una flessibilità in uscita che però non può essere con penalizzazioni insostenibili, perché altrimenti non ci accede nessuno. E quindi per chi è vicino alla pensione, per i tanti che fanno anche lavori ususanti o lavori complicati, lavori difficili. Gli esempi li possiamo fare dall'edilizia, ma anche nella sanità, anche gli infermieri. Mi fermo qua perché gli esempi sarebbero... Oppure chi non si sente più in grado, anche se è un lavoro sarebbero tantissimi lavori che non si possono fare a 66, 67 anni. No, ma io sto pensando anche a un lavoro che non è di fatica fisica, però un insegnante a 70 anni con dei ragazzi di 13, o chi ha un call center, la vedo difficile. Che lavora a 40 anni a un call center davanti a un computer, cioè, per cui gli esempi sono tantissimi, però contemporaneamente vogliamo dare una risposta ai giovani, alle nuove generazioni sotto due aspetti. Uno, che se riusciamo a anticipare un po' di più la pensione di chi è vicino alla pensione, si dà occupazione a queste... si crea uno sbocco occupazionale, certo, pur in una situazione di crisi certamente maggiore di adesso. L'altro chiedendo dei correttivi ai meccanismi di calcolo della pensione, di costruzione della pensione, che garantiscono al termine del percorso lavorativo, anche per i tanti che oggi hanno un percorso discontinuo, frammentato, di ottenere qualcosa, una pensione adeguata e dignitosa. Altrimenti ci saranno problemi sociali di altissimo livello. Non solo saranno problemi sociali, ma va a rischio anche la tenuta del sistema, perché siccome il sistema è a ripartizione, si basa sui contributi di chi lavora oggi, anche chi è in pensione rischia di non avere dormire sonni tranquilli. E poi chiediamo
il ripristino di un meccanismo adeguato di adeguamento del potere d'acquisto per chi è già in pensione, delle pensioni. Di questo ne parleremo ancora, il tempo è finito, è volato letteralmente, io la ringrazio di essere stato qui con noi, parleremo ancora di questi temi perché ovviamente trattandosi poi di una proposta referendaria devono essere capiti dai cittadini, di nuovo statuto, insomma ci sarà modo ancora di dialogarne insieme. Grazie di averci seguito, appuntamento come sempre Grazie domani. di nuovo, molto volentieri.